Sì, continuano le aperture delle case della comunità, previste sappiamo con fondi PNNR ma con programmazione nazionale poi recepita regionale, il famoso DM 77, questa è la seconda in USL 7 Pedemontana, 4 nel distretto 1 e 4 nel distretto 2, ma rientrano nel 99 che sono programmati in tutto il Veneto. Diventeranno dei presidi importanti e fondamentali perché l'obiettivo è quello di avere i luoghi di cura più vicini possibili al domicilio della persona, soprattutto se parliamo di persona fragile, cronica, anziana. Quindi saranno spazi in cui si potranno trovare sia i medici di medicina generale, sia i pediatri di libera scelta, sia i specialisti, sia anche componenti, alcune parti anzi di servizi sociali dei comuni, il cosiddetto punto unico d'accesso, e saranno aperte H24 7 giorni su 7, perché uno degli obiettivi, grande obiettivo che tutti noi insomma abbiamo e cercheremo di perseguire, è anche quello di aiutare nel caso specifico i pronto soccorsi, i codici bianchi, quindi anche alleggerire la pressione rispetto alle strutture sanitarie ospedaliere, chiaramente per quelle che non sono emergenze, urgenze o cose gravi.